Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buon pomeriggio Andrea, a te la linea. Grazie Sveva, oggi parliamo, è doveroso, di San Michele Arcangelo, perché come ogni anno il 29 settembre il calendario ci avverte della presenza davvero protettrice di tre arcangeli, no? Gabriele, Raffaele e Michele, tutti finiscono in ele, sono tutti famosissimi e grandissimi, però diciamo quello che poi anche soprattutto per la cultura italiana ha contato sempre di più, al di là dei nomi di battesimo dedicati, è sicuramente Michele. San Michele Arcangelo, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, è considerato davvero il capo assoluto degli angeli e degli arcangeli, con un potere soprattutto esorcistico, ricordiamolo sempre, no? Perché lui deve combattere ogni giorno contro le forze del male e ce la fa. Non come diceva Funare, gliela fa, sì, ce la fa invece, ce la fa perché San Michele ha proprio questa mission particolare, scusate è vero, l'anglicismo che in cultura popolare italiana sembra un pugno nello stomaco, una missione che Dio, gli altri angeli, la Madonna hanno dato a Michele. Naturalmente, come al solito, l'avvertenza ogni volta è: non c'è bisogno di essere credenti per parlare di questi argomenti, perché sono comunque argomenti simbolici di altissimo valore che trascendono quella che viene chiamata normalmente e volgarmente fede. E poi naturalmente oggi parliamo, un'occhiata alla scaletta, come al solito molto intensa in questo contenitore pop del lunedì, parliamo di due defunti giornalisti illustri come Carlo Sassi e Furio Focolari, scusate, ho scambiato le sillabe, Focolari, di cui adesso vi spiego appunto, come dire appunto, la missione che hanno avuto nella loro vita di giornalisti. Sono morti in età avanzata, ma hanno lasciato un'eredità davvero straordinaria. Poi parliamo del Genius Loci, e per il Genius Loci la volta scorsa ricorderete Sirmione al nord, stavolta Terracina. Terracina è una località che io consiglio a tutti di visitare, è posizionata in maniera stupenda nel Lazio meridionale. Guardando da lontano si vedono sicuramente le isole pontine, ma poi anche tutti gli altri paesaggi che sono unici nel loro genere, ma soprattutto viene chiamata la piccola Roma. Perché viene chiamata la piccola Roma Terracina? Perché nella parte antica, che è stata scoperta archeologicamente anche più di recente di quanto si possa pensare, noi ritroviamo quegli elementi, il foro, il teatro, l'anfiteatro, eccetera, eccetera, che sono presenti anche nella città santa, si dice adesso santa, per un leghista è un'offesa al leghismo, ma ridiamoci sopra ogni tanto, dai, che ci fa bene. Allora, naturalmente poi altre notizie, altri spunti, altre realtà di cui parliamo oggi, che riguardano anche un libro, L'Italia antica, di Pier Di Mal, che compie 40 anni, e a proposito di compleanni, Zucchero ne compie 70. Come non considerare un personaggio come Zucchero? Io penso che in Emilia abbiano coniato delle monete speciali, quindi delle monete e medaglie, dove da una parte la faccia di Vasco Rossi e dall'altra parte di Zucchero. Non sono personaggi al centro della mia del mio interesse, però sicuramente hanno fatto epoca, si assomigliano e al tempo stesso sono antitetici, poi spieghiamo perché. Comunque sono 70 per Zucchero, il tempo passa. Sentite, ecco, allora San Michele, io ho letto a commento del mio promo un bellissimo intervento di Simone Ratti. Simone Ratti, bergamasco, appunto, ha voluto sottolineare quanto sia importante la cosiddetta linea di San Michele. Ne abbiamo già ampiamente parlato, perché è cultura popolare, poi alla fine quando il calendario scatta in una certa data è ovvio che si ritorna a parlarne. E oggi infatti parlerò di un altro aspetto, che è il santuario di San Michele sul Monte Faito e la linea che incrocia l'altra linea di cui adesso
vi riparlo, descritta da Ratti, che è quella nord-ovest-sud-est. È un'altra linea invece che va da sud-ovest a nord-est e che passa anche attraverso il Gargano. Non a caso c'è Monte San Michele sul Gargano. Ma calma, andiamo con calma. Per quanto riguarda la linea di cui abbiamo già trattato e che tratta Ratti, effettivamente questa linea è sacra, super sacra, e va dal mondo britannico fino pensate un po', a Israele, al Monte Carmelo di Israele, che è implicitamente dedicato a San Michele, ma poi passa questa linea, ve lo ripeto, ve l'ho già detto anche altre volte, ma ogni tanto ripetita Juvent, si diceva una volta a scuola, per gli imbecilli come noi che dovevamo ascoltare. Poi io ho torturato altre persone come prof, vabbè, sono cose che capitano. In ogni caso, quella linea era una linea seguita anche nei pellegrinaggi verso Oriente, verso la Terra Santa, no? Quindi quella linea passa per la Sacra di San Michele di Torino, vicino a Torino, passa da Sant'Arcangelo di Romagna, si inoltra verso la linea adriatica e arriva appunto sul Gargano. Poi dalle coste pugliesi c'è questo grande viaggio verso il Monte Simi in Grecia e poi il Monte Carmelo in Israele. Ora, sicuramente questa è una linea non solo già, come dire, percorsa dagli antichi e dai medievali, dagli uomini, anche qualche donna medievale che appunto voleva così in qualche modo rendere omaggio a San Michele Arcangelo. Ma idealmente anche è una linea che vorremmo, non è sarcasmo il mio, no? Ma cerco di ragionare sul piano della spiritualità, vorremmo proporre come alternativa alla rotta della flottiglia. Non perché di per sé la flottiglia, insomma, voglio dire, chi è in buona fede laggiù in mezzo al mare per raggiungere Gaza, eccetera, eccetera, va anche visto, se vogliamo, con una certa ammirazione, ma perché effettivamente rischia di dissacrare quella che è la linea di San Michele, appunto, che abbiamo detto va dalle isole britanniche e se percorsa poi anche marittimamente e arriva fino in Grecia e a Israele. E mi fermo qua. Invece, e quindi grazie Simone Ratti di averlo segnalato, con altri collegamenti molto interessanti che adesso non abbiamo il tempo di fare. Invece il Monte Faito, che è un monte davvero unico nel suo genere, in quella penisola chiamata Sorrentina, sopra Castellammare di Stabia, è un monte molto frequentato dai napoletani o da altri della zona, dove tra l'altro sono successe anche cose non bellissime come lo smarrimento o forse il rapimento di Angela Celentano. Però in cima a questo monte, da cui si vede una vista stratosferica su tutto il Tirreno meridionale, è stato posizionato un santuario dedicato appunto a San Michele Arcangelo, a dimostrazione di che cosa? Che poi il culto di San Michele non si è limitato alla linea famosa appunto nord-ovest-sud-est, ma si è propagato appunto anche in tantissime altre cittadine, città, coste, monti, fiumi, valli, eccetera, della penisola italiana. Sì, questo perché quando tu hai un problema, diciamo così, secondo la tradizione cristiana, chiedi a San Michele, c'è addirittura anche una preghiera che io ho riportato in un mio libro, e quindi chiedi a San Michele di liberarti dal male. Può essere una malattia, può essere una cattiva tentazione, comportamenti abusivi e peccaminosi, eccetera, eccetera, eccetera. Sto riportando quello che dice la cultura popolare, non sono convinto io di questo, sto riportando quello che dice la cultura popolare, ma così dice appunto
Con questa preghiera, con questa intercessione, con questa umile sottomissione al principe degli arcangeli si possono ottenere dei miglioramenti, delle elevazioni spirituali, scacciare il male in tutte le sue forme. Ricordo, perché mi rimane un personaggio curioso, anche se francamente leggermente ridicolo, quello che diceva Monsignor Milingo. Monsignor Milingo, di origine africana, era quello che faceva le famose messe esorcistiche, quindi sicuramente conosceva moltissimo San Michele. E la tesi di Milingo è che qualsiasi forma di malattia, anche leggera, quindi raffreddore, sinusite, mal di denti, per arrivare fino, e non le nomino, alle malattie più devastanti e più gravi, sono effetto di occupazione del suolo, viene in mente la chiarefra ius soli e ius sanguinis, occupazione del suolo corporeo da parte delle forze demoniache. Questa tesi, francamente eccessiva e, come dire, sicuramente antiscientifica, ebbe un enorme successo ai tempi di queste messe di liberazione che esercitava con la sua voce stentorea Monsignor Milingo, tra l'altro vescovo di Velletri, non dimentichiamolo. Ora, non so se tutto ciò possa in qualche modo avere a che fare con una verità spirituale non confortata sicuramente dall'indagine medica, però possiamo pensare che San Michele ci aiuti sotto questo punto di vista, perché è munito di un'arma speciale, la spada. Ora, come sapete, è successo che in diverse parti del mondo, compreso Santiago de Compostela, ma tantissime altre città anche italiane e europee, questa spada è stata tolta, perché la visione del cristianesimo che viene attualmente propalata oramai da 20, 30, 40 anni, dopo il Concilio, ma soprattutto dopo Paolo VI, è quella di non di una sottomissione così alle forze gerarchiche, di cui sicuramente ottima posizione occupa San Michele, e soprattutto è quella di un certo scetticismo verso comportamenti duri, forti, che vengono ritenuti violenti. Ora, io non sto a discutere in questa sede, che non è la sede giusta appunto, se questa interpretazione nuova del cattolicesimo sia valida, però è ovvio che togliendo la spada, non offrendo più l'immagine del santo con la spada, noi togliamo a San Michele proprio quelle capacità specifiche dell'arcangelo, cioè quella proprio di riuscire a combattere il male. Non che il male, intendiamoci, debba essere sempre combattuto con la violenza, ci mancherebbe altro. È chiaro che è meglio usare altre armi, ma a mali estremi rimedi, e siccome le forze, diciamo così, che appartengono agli inferi possono, secondo la cultura popolare, essere intercettate alla grande, ecco che scatta questo meccanismo della spada, come mi sembra sottolinea appunto anche Simone Ratti nel suo commento al mio promo. Ma torniamo al Monte Faito. Lì una bella escursione che va fatta da Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia si trova a sud, circa 30 km a sud di Napoli, e chi procede lungo la costiera arriverà a Sorrento. Senza arrivare a Sorrento, prima c'è una deviazione in alto verso il cielo, oserei dire, è caso di dire perché San Michele sta in cielo, verso il Monte Faito. Monte Faito è boscoso nella sua parte centrale, poi si arriva in alto sui 1000 rotti metri, o circa, adesso non sono un geografo, sono più un umanista in senso lato, ma non ha importanza l'altezza esatta, lì si gode un panorama eccezionale su tutto il Tirreno da una parte e tutta la Campania interna dall'altra. Questa posizione ha favorito appunto l'insediamento di un culto particolare a San Michele. Chi è della zona, che mi dovesse magari anche ascoltare,
ma non ha importanza adesso identificare esattamente gli ascoltatori, da qualunque parte arrivi, ecco, deve sapere che in cima lì c'è proprio un santuario in cui si possono chiedere delle grazie particolari, proprio perché chi si avvicina al cielo, come facevo intendere 2 minuti fa, è già sulla buona strada per riuscire poi a ottenere quei favori che vengono appunto richiesti. Ma c'è di più. Quali sono, ho appena detto che non sono un geografo, però insomma qualche cosa conosco anch'io. Quali sono i 2 promontori della penisola? Quali sono i 2 principali promontori della penisola italiana? Sono la penisola sorrentina e il Gargano. Guarda caso, su tutti e 2 promontori svettano dei santuari dedicati a San Michele. E quindi appunto esiste anche una linea trasversale incrociante, una scissa rispetto a una coordinata, per capirci in termini matematici, che va appunto dal Monte Faito fino al Gargano. Sul Gargano abbiamo già parlato diverse volte, altra località di un fascino estremo, la Foresta Umbra, poi si scende giù a Rodi, dove è nato tra l'altro il grande scrittore Cassieri, ma poi si scende giù dall'altra parte fino a quelle che sono le spiagge più famose della zona, della provincia di Foggia. Ma in alto, che una bella altezza che non è paragonabile a quella del Monte Faito, ma comunque sicuramente in alto, c'è Monte Sant'Angelo. Lì addirittura un museo dedicato all'Arcangelo e appunto, come abbiamo detto, anche una delle tappe della linea più famosa che va dalla Britannia a Israele. E si possono anche lì ovviamente maturare delle richieste particolari nei confronti dell'Arcangelo, e soprattutto quando, dice la cultura popolare, quando si ha la sensazione di venire infestati, insomma, da forze negative, no? Anche i giovani, senza più usare la parola diavolo, demonio, compagnia bella, parlano di forze negative che non permettono a loro di riuscire a essere felici, no? Quindi cosa c'è di meglio di quel toccasana, appunto, chiamato effettivamente San Michele, in grado spesso e volentieri di risolvere dei problemi di varia natura e di varia forma, che ovviamente noi dobbiamo riuscire a superare e esorcizzare per essere in qualche modo felici. È ovvio che dal punto di vista illuministico quello che vi sto dicendo sono porcherie, panzanate, assurdità, addirittura elementi di demenza precoce, cioè di pazzia precoce. Però vedete, noi la verità non la sapremo mai. Esistono tante scuole di pensiero, tanti spunti, tante filosofie, tanti modi di guardare la realtà. È bello conoscerli tutti, perché non guasta effettivamente mai. Trasferiamoci più a nord ora e raggiungiamo Terracina, sì, nel viaggio che stiamo facendo verso il sud. Spostiamoci invece dalla Monte Faito verso Lazio meridionale e troviamo Terracina. Terracina viene chiamata la piccola Roma perché scavi che sono partiti negli anni 50-60 e sono arrivati ad oggi hanno permesso di far emergere una vasta area dove ritroviamo un foro, un teatro, un anfiteatro, un'antica un antico santuario romano, cioè di culto precristiano, che è possibile visitare alla grande. Ma sopra Terracina c'è qualcosa di più vistoso, il tempio di Giove Anxur. Terribile, terribile. È il più grande tempio presente in Italia. Il tempio ovviamente greco, di ristrutturazione più recente, ma comunque complessivamente databile nelle sue radici appunto ai tempi dell'antica Grecia, o meglio dell'antica Magna Grecia. Giove
che è il termine romano corrispondente a Zeus, viene chiamato Ansur in questa particolarità, e con la sua vastità, la sua ampiezza e la sua forza di massiccia presenza domina Terracina. Ma c'è qualcosa di più. Perché Terracina, e ancora di più, perché Terracina è così particolare? Tutte le volte che io ci sono passato ho sentito dei brividi. Certo, poi si arriva a Sperlonga, che è il gioiello vero e proprio, tutto il mondo si conosce Sperlonga, la sua bellezza, sono stati girati numerosi film, le grotte di Sperlonga, il golfo, eccetera. Però Terracina è una cittadina più grossa, ben più antica, appunto. Bene, appena fuori Terracina verso Sperlonga c'è la famosa Portella, e lì è il monumento, la Portella è il monumento più importante della zona, perché segnava il confine tra il mondo, quindi il mondo legato allo Stato della Chiesa e quindi al mondo laziale. Voi sapete che a nord lo Stato della Chiesa arrivava fino in Romagna, vabbè, non ci interessa in questo caso, il confine fra questo mondo e il Regno di Napoli. Quindi fra il centro Italia e il meridione. Portella perché ancora oggi, spero che anche Sveva ci vada se non c'è ancora stata, c'è una vera e propria, un arco da superare, che era l'arco della dogana praticamente fra le due realtà. E a parte la suggestione del luogo, voi sapete che, ecco, prima parlavamo di linee, no? I famosi limes, i confini, no? I confini non sono mai casuali, perché intercettano antiche linee sacre, come sacra è, appunto, abbiamo detto, la linea di San Michele, sia quella orizzontale che verticale. E lì, appunto, alla Portella si respira, quindi non solo a Terracina, ma più propriamente alla Portella, un'atmosfera da brivido, proprio perché non è solo una questione politica nel senso di divisione fra stati, è una linea sacra proprio. Adesso io non mi voglio rifare addirittura a quelle teorie, appunto, molto esoteriche, troppo esoteriche per i miei gusti, che ritengono che la Terra sia contrassegnata proprio da delle rette che si incrociano già nel sottosuolo. Non arriviamo a quel punto lì, no. Però sicuramente sono delle fasce di passaggio con un'energia molto particolare. Ecco, quindi anche questo è possibile vedere e vivere a Terracina, la cosiddetta piccola Roma, no? Che davvero è un termine che ci mette paura e ci mette impressione, però spesso e volentieri, siccome poi chi viene dal nord, specialmente noi polentoni, scusate l'autoironia, ecco, che siamo assetati di cose così diverse dalle nostre realtà, così diverse ovviamente in senso positivo, no? Per complementarietà. E cosa facciamo? Dopo aver visitato la grande Roma, con debiti, scongiuri, per non dire atti blasfemici, che ricordano chi è la famosa battuta "sprofondi Roma". Io non l'ho mai detta, assicuro a Sveva che io non ho mai detto "sprofondi Roma". Lo diceva un altro conduttore radiofonico. Io rassicuro Sveva, ho sempre detto "risorga Venezia". Se voglio far risorgere Venezia vuol dire che non voglio far sprofondare Roma, no? Quindi si rassicuri la nostra grandiosa, diciamo, regista. E però chi ha appena visto Roma ovviamente non può paragonare la grandezza di Roma alla sua sacertà, usiamo questo, città santa, urbe, eccetera, con la piccola Roma di Terracina. Però a volte, l'ho già detto in questa trasmissione perché è tipico della mentalità della cultura popolare, le cose piccole sono più preziose delle cose grandi, ecco.
e quindi da lì poi una scoperta del territorio che vi porterà anche nell'interno, dove esistono delle perle assolute che non sono neanche troppo conosciute, il mercato ortofrutticolo di Fondi, ma andate a Fondi che ha anche un laghetto suo, tutto suo, a pochi chilometri dal mare, e scoprirete un grandioso mercato ortofrutticolo, appunto, dove è possibile comprare delle cose a chilometri zero o a qualche chilometro in più, davvero buonissimo. E via via dicendo, perché non è così una rubrica di turismo la mia, però ricordiamoci sicuramente anche di questi spunti che sono interessanti nella misura in cui la riscoperta dell'Italia fa parte appunto di una opportunità che noi abbiamo di riuscire a capire come ristrutturarla anche in senso federale. Ecco. Io è vero che per tanti anni ho detto cominciamo a riscoprire la Padania, cioè il nord, perché a volte il milanese, il torinese, se ne sarà accorto anche Sveva, ecco, non sa neanche come è fatta Cremona o quali sono le chiese di Bologna, non sa neanche. Quindi è chiaro che in primis va risetacciato, rivisto, riamato il nord. Però dopo non fermiamoci lì. Cioè andiamo a scoprire o a riscoprire in viaggi successivi e reiterati tutta l'intera Italia con questo patrimonio vastissimo di cultura, che è soprattutto una cultura popolare. Per questo ne parlo, cioè il mercato ortofrutticolo di Fondi non è solo l'odore meraviglioso, dolcissimo, soave appunto delle primizie di stagione, è tutta una realtà fatta di voci, di sentimenti, di colori. Chi ha mai detto che l'uomo o la donna ovviamente del nord non voglia amare il resto del mondo? Ma io l'ho sempre detto da queste onde, non è questo il problema. Il primo concetto è l'amore verso gli altri, ma riconoscendo il valore di se stessi per poterlo regalare agli altri, così come gli altri ci devono regalare nel senso migliore, senza imporcelo, però regalare tutto quello che sanno e vogliono. Adesso siamo arrivati al break, quindi chiedo la pausa, no? Come fanno gli allenatori di pallacanestro o di pallavolo, e ci sentiamo dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie, ecco, i due morti illustri di ieri sono giornalisti, quindi sono colleghi anche, hanno avuto una vita lunga, una vita intensa, piena di spunti, con grosse soddisfazioni. Parliamo di Carlo Sassi e di Furio Focolari. Sono due uomini che hanno scoperto qualcosa di nuovo, anche macabro, ma comunque qualcosa che ha cambiato la storia anche dello sport da una parte, ma anche la storia politica dall'altra. Dunque Carlo Sassi è stato colui che nell'ottobre del 67 all'interno della Domenica Sportiva ha mostrato per la prima volta la moviola. Quindi la moviola, che cos'è la moviola o che cos'era la moviola? Perché ora usata meno, visto che è a disposizione il cosiddetto VAR. Quindi entriamo in un mondo, quello del calcio, che io ho detto non amo in assoluto, perché non mi interessa se vince il Milan, la Juventus, la Roma, non me ne frega niente. Però sono interessato a questo mondo del calcio per il modo con cui la cultura popolare si approccia allo sport.
E lì, in quella trasmissione televisiva, vedemmo un allora ancora giovane Carlo Sassi mostrare questa macchina infernale, potremmo dire, che è stata la moviola. La moviola è quel sistema, no, cinefoto, ovviamente con tanta tecnica dietro che io non saprei neanche illustrare, che è in grado di creare il ralenti, cioè l'effetto rallentatore rispetto a un'azione che viene eseguita sul campo di calcio durante una partita. E naturalmente l'arrivo di Carlo Sassi e della sua moviola furono una bomba mediatica, perché finalmente si poteva stabilire, sono passati tanti anni, si poteva stabilire che quel tal fallo non era un fallo, tantomeno da rigore, che quella incornata, si dice in gergo, di testa non l'aveva fatto quel giocatore ma un altro giocatore, e che poi il passaggio era stato intercettato prima da un'altra gamba, da un altro braccio, da un'altra forma di irruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, la moviola non poteva cambiare il risultato, non è che si usò allora, grazie a Sassi, la moviola per dire ecco adesso dobbiamo rifare la partita, non era possibile. Però creava una forma di parlamentarismo, potremmo dire, calcistico, che faceva discutere tutta la settimana. Cioè, da quella domenica sera della moviola di Sassi iniziava, mi ricordo, un interminabile pourparlers fra persone che spesso si accanivano l'una contro l'altra. Ricordo, essendo nato e cresciuto a Milano, interisti assolutamente infoiati, arrabbiati, che digrignavano i denti. La mia moviola ci mostra che il Milan ha parato, è uno schifo, arbitro venduto, robe di questo genere. Ecco, insomma, e ci si accapigliava tutta la settimana in nome di questa moviola. Quindi seminatore di discordia sicuramente. D'altra parte, in quella Italia di allora, in quell'Italia, quella Padania, quel mondo di allora, quell'universo ancora ingenuo per tanti aspetti, ma al tempo stesso attratto dalle novità tecnologiche e dalla possibilità quasi di cambiare con la bacchetta magica il mondo, c'era questa voglia di confrontarsi, di fare, di disfare e di stabilire delle forme di recriminazione vera e propria nei confronti delle istituzioni. Mi ricordo appunto questo clima che allora si viveva naturalmente e che permetteva così di riuscire a perdere un sacco di tempo. La mia prima battuta che mi viene in mente, perché se quell'energia fosse stata adoperata per cose più costruttive forse l'Italia sarebbe andata meglio. Ma caliamo il silenzio su questo. Boccacciamia state zitta. Carlo Sassi quindi è stato il demiurgo è colui appunto che quasi scende dal cielo ed è in grado di fabbricare qualcosa di nuovo. Per tanti anni si è trascinato dietro questa fama e questo destino. È rimasto l'uomo della moviola. In realtà lui ha scritto tantissimi articoli, ha condotto anche altre trasmissioni in pubbliche TV pubbliche e private, ha avuto tantissime altre vicende di varia natura, sempre e soprattutto relative al calcio, anche se una volta mi viene in mente Gianni Brera, giornalista sportivo, era un giornalista a tutto giro, cioè era interessato anche ad altri sport. Però insomma, certamente la moviola si adeguava soprattutto al pallone, poco si adeguava al ciclismo o ad altro. L'altro defunto illustre è Focolari. Focolari è stato sicuramente il cantore di Tomba, di Alberto Tomba, e delle imprese di questo gigante bolognese, che è stato probabilmente il più grande sciatore italiano di tutti i tempi. Però gli è capitato un fattaccio. Siamo al 9 maggio del 78. Viene intercettata un'auto a Roma dove sarebbe presente un cadavere.
Il primo giornalista, per quanto lui fosse sportivo, ma l'abbiamo detto 2 secondi fa, il giornalista era qualcuno che si interessava di tutto, era un uomo rinascimentale, e quindi ecco che ha l'occasione di andare per primo, pensate un po', Focolari, per primo stabilisce il rigor mortis, prima di qualsiasi medico, il rigor mortis di Aldo Moro. Oh, quanti ricordi, quanti ricordi. Quella straziante scena di quella Renault in via Caetani a Roma, tra la sede del Partito della Democrazia Cristiana e la sede del Partito Comunista. Perché l'avevano posizionato noi il cadavere? Perché lui era stato l'artefice del compromesso storico tra DC e PC. E allora ecco, la nemesi, la vendetta, ci posizioniamo lì, morto, defunto, ucciso, ammazzato, svilito, vilipeso. Che passaggio, signori, che triste passaggio. 9 maggio del 78. E lì il Focolari, senza toccarlo appunto, si rende conto che è un corpo esanime, senza vita. Sì, proprio lui, era proprio lui, lo conosceva. Lo statista più famoso d'Italia, Aldo Moro, tessitore di trame, le convergenze parallele, il compromesso storico, l'illustre avvicinamento del centro con la sinistra. L'illustre è un po' ironico, ma lasciamo perdere, non mi interessa in questo momento far politica. Ecco allora che lui diventa il testimone chiave, utilizzato anche da Bruno Vespa, che gli chiederà evidentemente che cosa effettivamente ha visto, come primo testimone del rigor mortis, no? Del fatto che Aldo Moro era davvero morto. Poi seguiranno le lettere di chiarificazione da parte delle Brigate Rosse e quant'altro. Non vogliamo ritirare fuori una brutta pagina della storia nazionale. Ecco, comunque anche questo personaggio è passato effettivamente a miglior vita. Ho 70 anni per Zucchero. Vi dicevo, 2 personaggi che si rincorrono l'uno con l'altro, tutti e 2 emiliani, nati a poca distanza di chilometri l'uno dall'altro, focosi e ribelli, sono sicuramente Vasco Rossi e quello a cui dedichiamo il pensiero di oggi, Zucchero Fornaciari. Ha compiuto 70 anni. Naturalmente non spetta a me dare un giudizio in assoluto, voglio solo ricordare, marcare appunto l'emilianità, che è importante in questo caso perché proprio ci riconduce a un uomo deciso a tutto. Chi conosce le canzoni di Zucchero non può non vederci dentro tanta voglia di ribellione, di sarcasmo, di volontà di buttare all'aria i falsi poteri, fino a sfiorare la blasfemia, l'irrisione, la blasfemia e l'anarchia. No, ovviamente Vasco Rossi si pone su una posizione leggermente più sofisticata, ma non per questo per forza più interessante. Si dovrà sempre spiegare una volta quel brano di una sua canzone Vasco Rossi in cui parla di negro, della parola negro, vabbè, ma lasciamo perdere, oggi voglio veramente essere buono. Allora, Zucchero, la sua corporeità così diversa da quella di Vasco Rossi, alimenta l'idea appunto di un'Emilia verace, e non possiamo non applaudirlo quando ultimamente, negli ultimi anni, si è messo a cantare in lingua locale, in dialetto, cosa che il Vasco non ha quasi mai fatto, perché era meno interessato all'aspetto regionale e identitario.
effettivamente ci ha molto rincuorato. Noi siamo stati davvero felici nel momento in cui abbiamo sentito cantare le canzoni dialettali in emiliano sanguigno e puro da parte di Zucchero. Adesso nel compiere 70 anni probabilmente dovrà fare un passo ulteriore, spiegarci in che maniera, in che forma lui intende così l'orgoglio emiliano fino in fondo, naturalmente, non solo rispetto al romagnolo, al veneto, al toscano che gli sono vicini, ma anche in senso in qualche modo più politico, Andrea, in scusami senso se ti buono interrompo, politico, c'è in una senso alto chiamata. metapolitico, appunto per farci capire se davvero lui in qualche modo potrebbe aderire Andrea, mi senti? oramai a G. Pronto? Sì, volevo dirti, Andrea, c'è una chiamata. Sì, se può aderire, finisco il concetto, se può aderire magari a un'Italia federale. Sentiamo la chiamata, pronto? Però professore, Pronto? non volevo parlare di Zucchero comunque. E Sì, siccome immagino. scade il tempo entro dicembre, volevo parlargli oggi di un grande condottiero. Sì. Che quest'anno ricorrono i 550 anni dalla morte di Bartolomeo Colleoni. Certo. E allora, professore, c'è un personaggio storico che forse sarebbe il caso di far conoscere, sia per il suo coraggio, secondo me, sia per la sua abilità e la sua volontà. Questo personaggio è Bartolomeo Colleoni. Questo grande condottiero, dico io, fiero e mai domo, dovrebbe essere preso come rappresentante del carattere di noi settentrionali e come esempio da seguire per tutti noi, persino i bergamaschi, perché è bergamasco questo personaggio, non conoscono abbastanza questo loro grande conterraneo. Ho letto una sua biografia, professore, e ho scoperto che la sua è stata una vita da film, straordinariamente avventurosa e romanzesca. In America su un personaggio simile avrebbero fatto un film a dozzine, da noi ignorato. Riscopriamo, professor Rognoni, questo grande personaggio. E qualcuno che volesse, che ha tempo di leggere questo libro, Mariana Frigeni Careddu, che è Il condottiero. È molto interessante e molto bello. Tutto qua, io lo saluto e buonasera professore. Grazie, io sono stato anche in contatto con l'autrice appena citata, poi in realtà dovevamo anche organizzare poi una presentazione dei suoi libri, ma sono intervenuti dei fattori così che non ci hanno permesso di farlo. Devo dire che ogni volta che vado a Bergamo, nella bellissima Bergamo Alta, un trionfo della cultura, dell'arte, quasi poesia per me Bergamo Alta. Ebbene, senza contare come e quanto si mangia, ma questo lasciamolo alla pancia, non al cuore. Ebbene, io vado sempre a guardare la Cappella Colleoni, che è una cappella che ricorda la famiglia e quindi ricorda sicuramente implicitamente anche il Bartolomeo. Un'altra fetta di territorio è la Bassa, dove lui che ha frequentato, la Bassa bergamasca, che ha frequentato moltissimo, come il castello di Malpaga. Tanti anche qui, no? Come vedete, io sempre cito dei genius loci, perché noi non siamo solo eterei, e quando viviamo lasciamo delle tracce su determinati territori, in certi determinati posti. Quante volte vi ho spiegato della famosa tomba di San Colombano dove io giacerò per sempre, no? E chi mi vorrà ricordare potrà venire là, temo nessuno. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Ma quando io vado su a Bergamo, io quasi mi metto a pregare davanti alla Cappella Colleoni, perché ha ragione in questo caso Lisetta, in quanto questo condottiero Bartolomeo è l'orgoglio assoluto della Lombardia. Direi che è il personaggio più caratterizzante un certo tipo di lombardità, battagliera, quasi ispirata a San Michele, che lotta per la giustizia, per l'equilibrio, che ha in mente sicuramente di risolvere anche con la forza, no? Ma non necessariamente solo con la forza, dei problemi sicuramente atavici.
E questo poi anche ci riconduce al carattere del bergamasco, no? Che è molto fiero e molto orgoglioso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ben venga l'idea, poi vediamo se riusciamo a parlarne per i 550. Sono così tanti gli argomenti che diventa difficile sempre impostarli in una scaletta vera e propria. Adesso vi volevo parlare invece di un libro che è uscito 40 anni fa esatti, che riporta il titolo Alla scoperta dell'Italia antica. L'autore è un francese che sicuramente ha amato tantissimo l'Italia, forse più di certi italiani, perché non tutti gli italiani amano l'Italia come non tutti i padani amano la Padania. Allora, Pierre Grimald scrisse 40 anni fa, scrisse 42 anni fa, ma poi venne tradotto dalla Giunti Martella, delle edizioni Giunti di Firenze, e venne tradotto in italiano. Perché vi consiglio questo libro anche in riferimento a quanto vi dicevo prima di Terracina o di altri luoghi della penisola? Perché in questo libro, Alla scoperta dell'Italia antica, noi troviamo il senso ultimo di un'esplorazione che ci permette veramente di capire non solo come era fatta l'Italia, quali erano i riti, i miti, i santuari, i templi, in modo tale appunto che se ne abbia la contezza in assoluto in relazione alla cultura popolare, ma riesce a farci intendere quanto i viaggiatori che sono scesi al sud, sono stati tantissimi viaggiatori del nord, no? Goethe, poi Montaigne, ma insomma è una lista infinita, francesi, tedeschi, belgi, scandinavi, eccetera, volessero carpire l'anima dell'Italia, prima dell'Italia del nord, no? Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni? Goethe, no? Non è la Sicilia, sono i laghi lombardi dove fioriscono i limoni. A proposito, avete sentito stamattina Sammy Varin? Perché io l'ascolto la radio, oltre che farla, l'ascolto, cerco di ascoltare il più possibile, ovviamente in primis i direttori, ma poi anche tutti i collaboratori e via dicendo, di cui non faccio nome proprio per non fare classifiche, ma voglio bene a tutti, cerco di volere bene a tutti, non sono Dio. Ebbene, il Sammy mi intervista la coltivatrice Monferrina alle 11 erotti di questa mattina, e anche qui parte una bomba vera e propria, una bomba mediatica, naturalistica, agricola, ma anche mediatica. E il fatto che nel Monferrato si coltiva l'olio. Sinceramente, e chiedo scusa della mia ignoranza, questa non l'avevo mai sentita, però ho sempre sostenuto che le terre monferrine delle Langhe del Monferrato sono terre diverse dalle altre del Piemonte e della Lombardia, dove si preferisce il vino. Per la verità, appunto, ho parlato di Goethe non a caso, perché i laghi hanno già prodotto tanto olio sul lago di Como, il lago di Garda, eccetera. Però l'olio monferrino non l'avevo ancora sentito. Io sono veramente curioso di assaggiare questo olio, perché voglio confrontarlo all'olio ligure, di cui ho fatto ampio esercizio palatale e di stomaco, e fin da bambino, e per cui ecco, sicuramente veramente applausi a questa iniziativa delle olive monferrine, così proprio come vi stavo parlando adesso di altri prodotti che sono i nostri e che sono le cose più belle. Quindi i limoni si coltivano anche al nord, perché uno pensa al limoncello di Sorrento, ma che lì ci sia San Michele a farlo buono sul Monte Faito vicino a Sorrento non ci sono dubbi, però ecco, i limoni ci sono anche al nord. Ovviamente si tratterà sempre di trovare delle enclave climaticamente più felici, ma sono sicuro appunto che nel Piemonte meridionale ci sono, né più né meno che in Liguria. E insomma questo è un discorso vasto e complicato, che richiama appunto alcune intuizioni della cultura popolare, che alla fine riescono a battere magari certe
certi progetti di sperimentazione tecnologica avanzata, no? Che vorrebbero far crescere le banane in Piazza del Duomo. Ci sono quasi arrivati, perché con le palme c'erano quasi arrivati, ma non ci sono riusciti. Vabbè, allora mi capite un po' come il discorso. Questo libro, che voi mi troverete in biblioteca, appunto, alla ricerca, scusate, dell'Italia antica di Pierre Grimal, è uno scrigno preziosissimo che è in grado di farci intendere come, diciamo, dalle Alpi alla Sicilia, questa terra chiamata Italia sia ricca di spunti storico-archeostorici, culturali, monumentali, eccetera, eccetera, che una vita sola non basta a scoprire. Una vita sola non basta a scoprire. Certo, anch'io ho viaggiato, ho visitato tutta l'Europa, però sono convinto che il riconcentrarsi, magari a una certa età, prima parlavo appunto dei 70 di Zucchero, ma insomma questo può riguardarci tutto, riconcentrarci sull'Italia in modo tale da riuscire a rivisitare anche soltanto delle località che sembrano troppo lontane per chi sta al nord o per chi sta al sud viceversa verso il nord, sia un toccasana per riuscire effettivamente a valorizzare fino in fondo la nazione in cui siamo vissuti. Sì, d'accordissimo. Che cosa abbiamo detto sempre da queste onde? E i miei ascoltatori più fedeli lo sanno. L'Italia è partita in maniera assolutamente sbagliata, il Regno d'Italia ha fatto sfracelli, era un'Italia poi che si è creata centralista, si è creata in una forma abominevole dal punto di vista della gestione del potere. Ma noi possiamo ancora raddrizzare le sorti e per fare questo dobbiamo però prima conoscerla bene l'Italia, fino in fondo, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi particolari, in tutti i suoi recessi, no? E quando dico recesso penso al paesino sperduto del Molise, penso al borgo diciamo dotato di piccolo santuario degli Abruzzi o della Lucania. Penso a tutto quello che magari il turismo più diciamo più avanzato non ci dice, non ci illustra, eccetera, eccetera, ma che noi siamo chiamati appunto a scoprire con l'orgoglio con cui Bartolomeo Colleoni faceva le sue battaglie e le sue imprese. E allora che cosa aspettiamo? Certo, prima leggere questo libro, perché questo libro di Grimal alla ricerca dell'Italia antica è unico nel suo genere, è assolutamente unico nel suo genere. Poi partire dotati di pazienza, perché qui non si tratta di andare a godersi una settimana al Club Mediterraneo. È il tipo di vacanza che io aborro. A proposito, il personaggio televisivo, sempre cultura popolare, che Mughini, quel personaggio appunto che tutti conosciamo, di origine catanese, ora vive a Roma, sta vendendo, dicono le cronache, tutti i suoi libri perché ha bisogno di cash, ha bisogno di danè, no? E allora evidentemente se vogliamo anche qui contribuire alla nostra cultura più che alla sua ricchezza o alla sua recupero di ricchezza, perché questi personaggi magari hanno speso troppo, mi permetto di dire, no? Magari insomma non sono stati lì a guardare, ora si ritrovano in età avanzata a dover recuperare un po' di fondo cassa. E quindi magari ci sono tra i libri di Mughini, interessatevi, no? Andate poi al motore di ricerca da Google, vedete libri venduti da Mughini o svenduti da Mughini, non lo so, ecco, perché poi bisogna vedere l'effettivo valore di ogni libro. Anch'io comincio facendo le corna, che è un gesto apotropaico dell'Italia peninsulare. Dunque comincio a pensare a chi dovranno andare post mortem i miei libri. Non ho ancora deciso, sono tanti, vi assicuro che sono tanti. Mughini forse ne ha di più di me e quindi sarebbe duopo riuscire insomma a ristabilire il senso ultimo di questa impresa.
Va bene, allora oggi per oggi abbiamo chiuso, io invito tutti appunto a riflettere sul significato perlomeno simbolico di questo santo, San Michele, che viene celebrato oggi, in vista magari di un passaggio più deciso ottobrino a San Francesco. Proprio su questo santo noi faremo assieme a Tognini la puntata di sabato. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.